È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Perché alla fine è sempre tutto un magna magna. Buon pomeriggio da Sammy Varin, a chi ci segue in diretta il mercoledì dopo mezzogiorno, a chi ci ascolta in replica la domenica alle 12:30. Gli appuntamenti da non scordare sul territorio da nord a sud, con feste, sagre, cose mangerecce, ma non soltanto. Appuntamenti poco frequentati perché non sono famosi a livello nazionale, quindi non arrivano da tutta Italia creando code, ingorghi, casini, non riuscite neanche a avvicinarvi al bancone, sono cose locali. Noi siamo per il glocal, eccolo qua il Sammy Varin che parla come un comunista. Noi siamo per il territorio, siamo per le tradizioni, le lingue, i dialetti. Fino a qualche anno fa ci chiamavamo Radio Padania Libera. E io ci tornerei a chiamarmi così, perché è un sogno comunque la libertà di parlare, la libertà di ricordare il nostro territorio, la libertà di tornare a essere quello per cui siamo nati, quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, i nostri genitori, l'importanza dell'imprinting. Ma cosa sto dicendo? Boh, no, perché sto leggendo che al mercatino ex Fogliolina a Castelleone, no, è in via Castelleone, ma Cremona, senza parlì, ogni primo sabato del mese c'è un mercatino di piccolo antiquariato, vintage, creativi, e il prossimo appuntamento è sabato 7 marzo, via Castelleone 37 a Cremona. Piccolo antiquariato, vintage e creativi, e tra poco ci finiremo anche noi certamente in questo mercatino, anzi già ci siamo, però c'è tantissimo amore anche dei giovani verso queste cose, e te lo dico perché mio figlio Elia ha voluto un ciao originale e si diverte come un matto ad andare in tutti questi eventi dove vendono pezzi introvabili. E a me fa piacere perché comunque, sai, si cresce pensando al passato e dicendo perché non sono nato in quegli anni lì. Perché forse questi, se ne è accorto lui che ha 15 anni, non sono poi così belli. Caserta, la città delle donne, è online il programma, non c'è fretta, ma attenzione, Caserta città delle donne, 6, 7, 8 marzo, la festa della donna, tutti gli appuntamenti ti aspettano. Se ci seguite dalla zona, questo è però un festival internazionale. Appuntamenti da non scordare nel È tutto un magna magna. Attenzione, siamo a Monvalle e qui ci andiamo a cacciare nel casino più totale perché non so dove si trova Monvalle. Chiaramente faccio finta di non saperlo, in realtà lo so benissimo, siamo a 2 passi dal Lago Maggiore, siamo a Varese, cioè non sai. C'è anche scritto. Beh, cosa c'è? Era una prova per vedere se lo sapevi, Ma guarda un po'. Daremo ufficialmente il via alle sfide dell'8ª edizione con la gara di bocce, gli scacchi, il jeu de moelle, aprendo l'accesa contesa del rinomato premio in palio, signori, Palio dei Rioni, Palio Monvallese, Monvalle, Lago Maggiore, Varese, questo sabato 28 di febbraio. Anche qui io vi do l'input, poi ragazzi miei andate su internet, basta scrivere Palio Monvallese, salta fuori, non è che vi devo dire tutto quanto, ma quello che vi dico io vi assicuro non gira sulle radio, quelle importanti, quelle fighe, perché non hanno tempo di parlare di queste cose, soprattutto, ripeto, non c'è nessuno che li paga e quindi non ne parlano. Restiamo sempre in zona, siamo a Uggiate con Ronago, chiaramente siamo tutti stati almeno una volta a Uggiate con Ronago, provincia di Como, notte bianca. Ve lo diciamo già adesso, c'è tempo, è sabato 6 giugno, ma giustamente si comincia a dire chi ci sta a divertirsi alla notte bianca, a mettere un espositore, una bancarella alla notte bianca di
Uggiate con Ronago in provincia di Como. Se siete espositori, datevi da fare. Si trova su internet. Basta aprire il computer. Modellismo, signore e signori. Modellismo e giocattoli, siamo sempre in zona, siamo a Gorla Maggiore, sempre Lombardia, Seven Model Expo, il nuovo grande mercatino dedicato al mondo del modellismo e dei giocattoli, debutta a Gorla Maggiore domenica 1 marzo presso Arian 7 Bistro. Ben 100 banchi espositori animeranno l'evento, trasformando Area 7 in un vero punto di riferimento per appassionati, famiglie e collezionisti curiosi di tutte le età. Un'intera giornata tra nostalgia, creatività, passione, con giocattoli moderni e vintage, modellismo statico e dinamico, fermodellismo, chiaramente sapete cos'è, non sto a spiegarvelo, corte, carte collezionabili, fumetti e libri, videogame, giochi da tavolo, Lego, mattoncini, insomma un vero paradiso per chi ama collezionare. Gorla Maggiore, prima edizione, e le proprie chi a due pass, domenica 1 marzo. E ancora, i ricordi della soffitta. Sempre che ce l'abbiate una soffitta, ma anche giù in cantina. Domenica 1 marzo torna anche questo mercatino dell'antiquariato. Siamo ad Arona, sul Lungolago. Se avete una fidanzatina la dovete portare ad Arona, e in questo caso questa domenica, se c'è anche bel tempo, è una bellissima idea fare anche una gita fuori porta. Con l'arrivo della primavera si riaccende la voglia di passeggiare all'aria aperta e curiosare tra pezzi unici, vintage, collezionismo, piccole rarità. Un appuntamento ideale per scoprire oggetti con storia, idee per la casa, occasioni da non lasciarsi scappare. Marzo è il mese perfetto per rimettere in moto la ricerca. Si torna a uscire con più piacere, si guarda con occhi nuovi e spesso si trovano quelle cose che mancavano. Un dettaglio d'arredo, una stampa, un vinile, un libro, un oggetto curioso da regalare o collezionare. Venite a farvi ispirare dal fascino dell'antiquariato con il lago come cornice. Lungolago di Arona, Novara, a pochi passi anche da Milano e da Varese. Questa domenica 1 marzo dalle 8 del mattino alle 18, e chiaramente ci salutate Gusmeroli. Appuntamenti da non scordare. Dove siamo qua? Signore e signori, Proloco di Sottolmonte. Sotto il monte, siamo qui in provincia di Bergamo, ok? No? Iniziavo già a pensare quale monte. La festa di San Patrizio, dal 13 al 15 marzo, la festa di San Patrizio. Vi aspettiamo per un weekend tutto a tema irlandese, con musica, buon cibo e tanta birra, al Palatenda in piazza Santa Maria a Sotto il Monte Giovanni XXIII, Bergamo. Venerdì e sabato dalle 18:30, cibo, birra, musica live al Palatenda. Venerdì 13, sabato 14 marzo ore 18:30, domenica 15 marzo dalle 12:30 alle 15. Vedete quante cose carine quando si risveglia la primavera, speriamo che non nevichi. 27 e 28 febbraio e anche 1 marzo all'Imbiate, Interland di Milano, Monza Brianza, la festa siciliana. Alla fine ti viene voglia anche di mangiare queste cosettine, ragazzi. Tradizioni, profumi, sapori della Sicilia, street food, prodotti tipici e folklore, chiaramente arancine, fritto misto, pane cammeusa, cannoli, cassate, stighiola, pasta con le sarde e tanto altro. Si mangia, poi si spera che ci sia anche un po' di citrosodina. L'Imbiate, festa siciliana, 27 e 28 febbraio, 1 marzo, piazza Walter Tobagi, naturalmente con ingresso libero. E noi polentoni? A noi niente, tranquilli, c'è la Polenta Fest a Segrate, un po' più in giù, 27 e 28 febbraio, 1 marzo, piazza San Francesco. Sacra Polenta Fest, una 3 giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue sfumature, accompagnata da artisti di strada e molto altro. Venerdì ore 16 fino alle 23 e poi dalle 18 alle 20 gli artisti di strada. Sabato e domenica dalle 11 le cucine aperte fino alle 23, dalle 18 alle 20 artisti di strada e naturalmente tante sorprese nell'arco della giornata. Signori, voi che siete assolutamente gli adepti
della polenta. Meglio Setaragna, te l'ho detto, 27-28 febbraio, questo weekend fino al 1 marzo, Segrate, Piazza San Francesco. Ed è con tanto dispiacere che me ne devo andare, lo so, e per questa volta è veramente tutto, ma potrei andare avanti ancora. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ogni mercoledì a mezzogiorno, ogni domenica alle 12:30, perché ricordate, è tutto un magna magna. Avete ascoltato